Ce le prepariamo a 2 brioche, che dite? Vuote e farcite. Ciao ragazzi. Grazie, vi saluta. E così mette? Come la vuoi tu, vuota? No, cosa ci Cioccolato o marmellata? Marmellata. Etta. C'è anche vuota, ma non sono morbidissime di più. Com'è, mamma? Buonissime. No, veramente. Queste qua sono vuote. Sono da farcire oppure mangiare così. Andiamo. Per questo impasto ho messo farina 00, zucchero, uova a temperatura ambiente e ho grattugiato un limone. Non era tanto grande. Ho sciolto lievito di birra in un po' di latte, nel latte tiepido perché stava in frigo, quindi l'ho solo riscaldato un po' e ci ho aggiunto anche un cucchiaino di zucchero. E ci aggiungo anche burro. Ho sciolto anche il burro. Ecco qua. Aggiungo la vaniglia bourbon, ma potete aggiungere qualsiasi tipo di vaniglia, vanillina, quello che preferite. A questo punto un cucchiaino di sale. Ed impastiamo con le mani. Eccolo pronto, bello morbido morbido. Io lo metto qua, ci ho messo un poco di staccante, copro bene e lo metto in forno con la luce accesa e un pentolino di acqua bollente. È stato 2 ore. Poi in ogni forno avrà la sua lievitazione, come dico sempre. Queste qua adesso ci facciamo tutte palline da 70 grammi. Io metà le lascio vuote e metà le farciamo. Ne facciamo metà con marmellata a piacere e chiudiamo. Ecco qua, lo mettiamo qua. Metà l'ho fatta a crema spalmabile Kinder Bueno, ma ci potete mettere quello che preferite all'interno. Ecco qua, e li metto sempre qua. Ci ho messo un po' di staccante. Eccoli pronti. Questa qua misura 20 x 15. Io copro e faccio lievitare ancora una mezz'oretta circa. Sono stati. Io sto sciogliendo un po' di burro, li spennelliamo con un po' di burro ed iniziamo a accendere il forno 180 gradi statico. Ecco qua. Io in forno e torno subito. Non vi muovete che torno subito. 30-35 minuti e sono pronti. Un po' di zucchero a velo sopra. Provateli.